Venerdì 23 febbraio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Tra poco in diretta da Sanremo, la vigilia del festival e poi sanità e servizi in un piccolo comune, il caso di Castel di Judica, le ragazze protagoniste del futuro, è un'iniziativa di Confindustria Catania e infine il libro Pillole di eresia, ne parleremo con l'autore Corrado Fatuzzo. Ma intanto le ultime notizie, mentre il mare di Trapani consegna altri corpi senza vita di migranti, l'ultimo a Petrosino 2 giorni fa, al porto del capoluogo c'è stata una preghiera interreligiosa per ricordare quanti sono morti nei naufragi nei giorni del ciclone Harry nel tentativo di raggiungere la Sicilia. Oggi il mare antistante alla costa trapanese è un tappeto di fiori e non un luogo di morte. Al mare sono stati affidati dei fiori per accarezzare con dolcezza chi vi giace, per accogliere con compassione e rispetto chi arriverà sulle nostre coste senza più vita. Lo stesso mare che giorno dopo giorno sta riconsegnando i corpi senza vita di uomini e donne morti tra il 14 e il 21 gennaio scorso per il maltempo mentre tentavano di raggiungere la Sicilia. Persone che non devono essere dimenticate, familiari e gli amici di molte delle vittime chiedono di pregare, di restituire loro dignità, di far risuonare il loro grido. È stato diffuso giorni fa l'audio di Aisha, nigeriana, che ha perso 3 sorelle nella strage che c'è stata in mare nel mese di gennaio. Un grido d'aiuto raccolto da Don Mattia Ferrari e Luca Casarini, rispettivamente cappellano e capomissione di Mediterranea, che assieme a un rappresentante del Movimento Popolare dei Migranti, con la barca del soccorso civile Safira in servizio con Mediterranea Saving, si sono recati in mare per commemorare le vittime. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di chiese di tutta Italia, vescovi, parroci, comunità. Alla preghiera si sono uniti i vescovi di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, con una supplica a Dio affinché i giovani e le giovani travolte dalle onde siano nelle sue mani. L'arcivescovo di Palermo Lorefice parla invece di scelte politiche disumane sui diritti umani, chiedendo di non dimenticare chi ha perso la vita in mare. Marco, cosa dicono i giornali in proposito questa mattina? Andiamo proprio, Michele, sulla prima pagina del Tomo di Trapani della Sicilia, dove c'è il pezzo, l'articolo che va a parlare proprio di quello che abbiamo sentito all'interno del nostro servizio. Una preghiera interreligiosa, questo è il titolo, per i migranti uccisi da Harry. Gli ultimi corpi dei migranti morti annegati nei giorni segnati dal ciclone Harry sono stati trovati lo scorso 18 di febbraio. Ieri mattina, come abbiamo sentito, un momento di preghiera interreligioso, una preghiera per chiedere a Dio, al mare, di perdonarci per questo abominio, ha detto Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea. Tantissimi, lo sappiamo, restano i dispersi. A proposito di questa notizia, c'è anche la prima pagina della Gazzetta del Sud che riporta, come vedete dal titolo, l'atto d'accusa dei vescovi sui migranti, la conferenza episcopale calabra e l'arcivescovo di Palermo, scelte politiche disumane. L'abbiamo sentito anche questo nel nostro servizio, con i vescovi appunto calabresi e siciliani all'attacco delle politiche migratorie. Michele. Grazie Marco, andiamo avanti. ANAS ed Esercito al lavoro per garantire collegamenti sicuri a Niscemi, già avviati i lavori per il bypass, per il collegamento tra la provinciale 11 e l'altra arteria provinciale, la 31. Nel frattempo arrivano i primi contributi agli sfollati, ma domani Niscemi andrà in piazza per chiedere risposte concrete. Parte dal bypass sulla provinciale 11 la corsa contro il tempo per garantire un collegamento sicuro con Niscemi. L'ANAS sta lavorando a uno studio di fattibilità per nuove strade lontane dal fronte della frana, ma nel frattempo la SP11 resta l'unica via d'accesso al paese dal Nisseno. È stata riasfaltata, ma rimane sorvegliata speciale. 2 semafori intelligenti collegati a un sistema GPS segnalano in tempo reale eventuali movimenti dell'asfalto. Le provinciali 10 e 12 invece sono compromesse in modo irreversibile. I tecnici del tavolo permanente sulla viabilità parlano chiaro, non potranno
potranno mai più essere utilizzate, da qui la scelta di avviare i lavori del bypass che collegherà la SP11 alla SP31 per superare il tratto più esposto in caso di nuove emergenze. L'intervento è stato affidato al Genio Militare. 3 mesi di lavori con turni H24 serviranno invece per rendere nuovamente percorribili le provinciali 32 e 35. Oggi sono poco più che trazzere fangose per 15 km. L'ANAS ha già effettuato i carotaggi, il primo passo verso la messa in sicurezza. Sul fronte sociale arrivano i primi segnali concreti. Da lunedì saranno liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno per le famiglie sfollate della zona rossa. Le somme, trasferite dalla Protezione Civile regionale al Comune, rappresentano i primi veri ristori economici, ma centinaia di abitazioni restano ancora inaccessibili. E intanto cresce la mobilitazione. Mercoledì 25, a un mese dalla frana, fiaccolata organizzata dal Comitato Evento Franoso. In piazza cittadini, esercenti e comitati si chiederanno risarcimenti immediati, soluzioni sostenibili e una ridefinizione dei confini della zona rossa. Il corteo partirà alle 18 da Largo Giugno, attraverserà la SP12 e si concluderà al santuario di Maria Santissima del Bosco. Un segnale chiaro: Niscemi vuole risposte e le vuole subito. A te Marco. E qualche risposta, Michele, l'abbiamo sentito anche nel servizio, è già arrivata, qualche piccola risposta, lo vediamo anche sulla Gazzetta del Sud, sono i contributi, questi 78 assegni da circa 800 euro che saranno liquidati oggi, destinati alle famiglie, a quasi un mese dalla devastante frana che ha messo in ginocchio Niscemi. A dare la notizia è stato il capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina. Questo ha detto è un record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese. Nello stesso articolo sulla Gazzetta del Sud si parla anche, a proposito del collegamento con il ciclone Harry, di ciò che sta succedendo a Stromboli, dove ripartono i lavori. Nell'isola delle Eolie si cerca di ripristinare lo scalo portuale di Scari, che è stato danneggiato appunto dal ciclone Harry. A Catania non c'è pace per la pista ciclabile di via Santa Sofia. Il tracciato è stato sventrato per dei lavori di scavo, ma altri pericoli incombono sul percorso e i residenti dicono: ma qui non si è mai vista una bicicletta. È una pista ciclabile senza pace, con il tracciato spostato per la presenza di un balcone, senza mai aver visto un temerario ciclista ed ora pure sventrata per lavori di scavo. Succede a Catania, dove per un motivo o per un altro la mobilità sostenibile si trasforma in insostenibile. Al posto del blu, che delimita il percorso riservato alle 2 ruote, prevale ora l'arancione del reticolato per un improvviso cantiere aperto per sostituire un cavo Enel ammalorato. Questo almeno il gergo tecnico dei lavori autorizzati dall'UTU, che ha chiesto rassicurazioni sul ripristino dello stato dei luoghi. Su modalità e tempi si vedrà, ma non c'è fretta, tanto da queste parti non si vede un ciclista. Non è percorsa da nessuno studente, da nessun catanese, non si vede mai un ciclista. La pista ciclabile non è mai servita a nessuno. Io per andare a casa mia qui non posso andare, devo fare il giro dalla via Santa Sofia con la fila sempre. E la pista ciclabile. Ma ha mai visto un ciclista? No, mai. Realizzata per collegare l'università con la metropolitana Cibali, questa pista ciclabile si è subito rivelata un flop. E che dire del palo pendente che incombe sulla curva, dell'immancabile tombino messo in sicurezza, si fa per dire, con alcune tavole di legno, dei sacchetti di spazzatura in bella mostra sui marciapiedi, a sua volta invasi dalle erbacce. In pochi minuti abbiamo visto di tutto e tutto, tranne i ciclisti. Siamo al calcio, il Catania vince con fatica con il Giuliano, male il primo tempo, molto meglio la ripresa, la decide D'Ausilio, adesso i 2 big match in trasferta contro Salernitana e Benevento. Catania viene a capo della pratica Giuliano dopo una partita scorbutica, soprattutto nel primo tempo. 13ª vittoria al Massimino, con la porta nuovamente inviolata e i subentrati nella ripresa ancora protagonisti. Dopo un buon approccio etneo, i primi veri pericoli li crea il Giuliano. De Rosa da fuori area costringe Dini all'intervento. Sulla ribattuta si avventa Peluso che manda al lato. Poi palla filtrante per l'ex Zammarini che da ottima posizione manda fuori. Nel primo tempo il Catania patisce il 4-5-1 in fase di non possesso dei campani, che si ritrovano in superiorità numerica
centrocampo. A inizio ripresa Toscano inserisce D'Ausilio per Quaini, ammonito. Jimenez allarga per Casasola sul cross dell'esterno, D'Ausilio in rovesciata, manda di pochissimo al lato. I rossazzurri sono più convinti e trovano il vantaggio costruito dai nuovi entrati. Bruzzaniti, che aveva rilevato Lunetta, va al cross. Forte, entrato al posto di Dolfini, controlla e ribadisce in mezzo, dove sbuca l'imprendibile D'Ausilio, che tocca in rete per l'1-0. Dopo il vantaggio si ferma Forte, che deve lasciare il campo a Di Noia. Catania in controllo, ma il brivido arriva all'ultimo minuto di recupero. Un tiro cross finisce sui piedi di Marchisano, che da posizione favorevolissima sbaglia completamente la conclusione. Pericolo scampato e triplice fischio finale. Il Catania fa il suo prima della sfida di Salerno, con i campani che ci arrivano dopo la sconfitta interna con il Monopoli. Vince invece il Benevento. Il Catania resta a -5, adesso si gioca tutto negli sconti diretti, prima all'Arechi e 4 giorni dopo al Vigorito. A te Marco. Io ti porto, Michele, intanto sul nostro sito Sicilia Web, perché c'è un collegamento diretto con il servizio che abbiamo appena visto, perché in apertura troviamo proprio il riferimento alla partita del Catania, vinta con fatica, ci pensa D'Ausilio. Questo è il titolo contro il Giuliano, 1-0 molto stentato, brutto primo tempo, nella ripresa decisivi, come abbiamo sentito, i cambi. Ci torneremo con la pagina della Sicilia, fra poco andremo anche sulle prime pagine dei quotidiani regionali. Intanto qualche altra notizia che arriva dal nostro sito, tutte di spalla: la Ferrari che si schianta a lungomare con 2 feriti e poi beccata al supermercato a spendere monete da 2 euro però false, e un pitbull. In questo periodo le notizie dei cani fanno scalpore. In questo caso si intrufola nella macchina della polizia e non scende più, per cui un'altra notizia che riguarda un animale, appunto, è un cane in questo caso, dopo il cane catanese che è diventato, lo sappiamo, un simbolo in tutto il mondo, quello della spazzatura per intenderci. A Citrezza intanto ruba nel mercato del pesce danneggiato dal ciclone, pensate un po'. Sul nostro sito chiaramente trovate tutti i riferimenti ai nostri telegiornali, alle nostre produzioni e chiaramente i servizi dei nostri telegiornali e la pagina sportiva, come sempre con le parole, come vedete in questo caso, dell'allenatore del Catania Toscano. A proposito, torniamo invece alle prime pagine, perché sulle prime pagine dei quotidiani siciliani troviamo riferimenti che poi troveremo anche nella rassegna stampa internazionale che faremo dopo. Ad esempio sulla Sicilia il titolo principale, il titolo di apertura, prende le 2 notizie più importanti sotto l'aspetto nazionale, sotto l'aspetto internazionale. Mosca che continua a bombardare l'Ucraina, siamo arrivati all'anniversario quasi dei 4 anni di guerra nell'est dell'Europa, e poi i dazi con l'Unione Europea che stoppa l'intesa con gli Stati Uniti, lo sapete, dopo la decisione della Corte Suprema sui dazi per gli statunitensi. Il tema poi delle Olimpiadi, anche questo lo vedremo, tornerà forte e importante nelle cronache dei quotidiani nazionali, perché ieri si sono chiuse le Olimpiadi di Milano Cortina con un vero trionfo per l'Italia, non solo sui campi o sulle piste di gara con 30 medaglie, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione. E poi, come abbiamo visto, anche il Catania che vince al Massimino in attesa delle partite decisive in Campania per il campionato. Aperture diverse invece sul giornale di Sicilia, ad esempio, che come spesso fa apre con notizie che riguardano la nostra regione e che riguardano anche lo sviluppo delle politiche amministrative, per cui via alla stagione dei concorsi, 200 assunzioni in 3 anni al comune di Palermo, i primi bandi in 3 mesi, ma resta chiaramente, anche se in questo caso di secondo piano, la notizia su Niscemi, abbiamo letta in precedenza, con l'arrivo dei primi 78 assegni, e poi lo sport, in questo caso con le Olimpiadi, ne abbiamo già parlato, e con il Palermo che con la vittoria con il Sud Tirol della
di sabato si è portato lì davanti in classifica e sogna ovviamente di arrivare nei primi 2 posti per centrare la promozione diretta. Andiamo sulla Gazzetta del Sud invece per guardare i titoli del quotidiano messinese, i titoli di apertura. Uno l'abbiamo già visto, è quello legato ai migranti, la notizia di apertura della nostra trasmissione, e poi con l'atto d'accusa dei vescovi, la Conferenza Episcopale Calabra e l'Arcivescovo di Palermo, che parlano di scelte politiche assolutamente disumane. Anche in questo caso Milano-Cortina con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, fra parentesi apprezzata anche a livello mondiale per lo spettacolo che c'è stato, lo ricordiamo, dall'Arena di Verona, la chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina con un grande risultato per l'Italia. Torniamo alle pagine interne perché vi voglio fare vedere anche la pagina interna della Gazzetta del Sud con questo grido d'allarme da parte dei vescovi per quanto riguarda i migranti, un tema sentito, lo sappiamo, in Italia ma chiaramente in tutto il mondo, e andiamo proprio sulla pagina interna della Gazzetta del Sud per vedere il titolo, che è questo: il grido dei vescovi siciliani e calabresi, scelte politiche disumane sui migranti. Ci sono varie interpretazioni, ma tutte che convergono sulle politiche, appunto. Corrado Lorefice, che accusa l'Italia e l'Europa e all'ONG Mediterranea Saving Humans, dice: spiace non essere con voi, la CEI della Calabria no al silenzio sui morti. Dalle sponde opposte dello stretto di Messina il duro monito: basta col silenzio e l'indifferenza. Avete sentito ieri appunto quanto è successo a Trapani proprio per andare contro l'indifferenza e il silenzio. Vi porto adesso invece sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, che riguarda il territorio di Catania, perché c'è una notizia in apertura che vi diamo sulla Corte dei Conti riguardo al comune etneo. È tornata, chiarimenti sul bilancio. La sezione di controllo regionale vuole vederci ancora più chiaro. Il comune di Catania ha tempo fino all'inizio di marzo per rispondere a una lunga serie di chiarimenti e informazioni che la sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana vuole. In particolare i magistrati contabili domandano lumi sulla quantificazione dei fondi paracadute, sul contenzioso rimasto in carico al municipio dopo l'OSI. Se andiamo nelle pagine interne vi faccio vedere appunto un approfondimento su questa notizia, proprio sempre nelle pagine interne della Sicilia. In comune resta l'incubo dei bilanci, la Corte dei Conti vuole ancora chiarimenti. La magistratura contabile si rifà viva e torna a domandare documenti e dati su debiti fuori bilancio e quote di riscossioni. Dopo aver domandato lumi a proposito delle anticipazioni di liquidità, si legge proprio all'interno del pezzo, la Corte dei Conti chiede di riferire sulle modalità di calcolo del fondo di garanzia per debiti commerciali, che si riduce di quasi 1 milione di euro dal 2022 al 2024. Inoltre, segnala la magistratura contabile, il fondo crediti di dubbia esigibilità viene determinato in circa 275 milioni di euro, diversamente si legge nel documento, ci sono ovviamente varie postille e altro, ma quello che resta è appunto questa ulteriore indagine che arriva da parte della Corte dei Conti. Ora andiamo a vedere un po' sempre su Gazzetta del Sud per parlare di politica, perché ci si avvia verso elezioni e anche amministrative. Qua si parla di Messina in particolar modo, ovviamente sulla Gazzetta del Sud. Liste, squadre, strategie comunicative, le sfide della campagna elettorale. Sud chiama Nord a un obiettivo dichiarato, reso obbligatorio dalle motivazioni date alle dimissioni di Basile. La vittoria al primo turno. Intanto il centrodestra punta a ridurre la trappola del voto disgiunto. 2 le variabili rispetto al 2022, individua la Gazzetta del Sud. Il fattore tempo, la corsa inizia prima per tutti, e la candidatura di un sindaco che si è appena dimesso, stiamo parlando chiaramente di Basile. Sono proprio i 2 elementi nuovi rispetto a 4 anni fa nella campagna elettorale che è appena
iniziata, con il secondo elemento che sta nel fatto che la corsa inizi in anticipo appunto per tutti in questo caso. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra rassegna stampa e poi ci ritroviamo dopo con quella nazionale e internazionale. Michele. Grazie Marco. Noi diamo subito un'occhiata in diretta al traffico di Catania. Cominciamo, come vedete, con il Tondo Gioeni. Molte macchine ma traffico scorrevole, una bella giornata si preannuncia e speriamo bene. Andiamo avanti, vediamo, ecco, questa è via Vincenzo Giuffrida, vedete lì c'è il fermo del semaforo pedonale. Da oggi dovrebbe entrare in vigore l'onda verde, cioè il semaforo di via Vincenzo Giuffrida dovrebbe essere sincronizzato con quello successivo più in basso, in modo da evitare assembramenti e intasamenti che ci sono stati nei giorni scorsi. Altre immagini ancora, ecco, questa è sempre la circonvallazione. Vedete sulla corsia di destra in effetti c'è tantissimo traffico, tantissime macchine e si procede a passo d'uomo, leggermente più spedita ma pochissimo la corsia di sinistra, come potete vedere. Tutto questo in diretta, anche qui si intravede una bella giornata comunque, ma il traffico è veramente pesante. E poi vediamo, bellissima questa immagine dell'Etna, è ancora colmo di neve, fino alle quote più basse, il cielo è azzurro, immagine stupenda, e poi ancora un'altra sicuramente arriverà da Taormina, eccola qua, sul lato destro dell'immagine, la coda della neve che arriva a quote veramente molto basse, e poi questo splendido mare, questa splendida vista della perla dello Ionio. Breve pausa, tra poco con Marco Carli, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, bentornati. Oggi con Marco Carli, adesso è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Vai Marco. Grazie Michele. Allora ci sono tante notizie, chiaramente. Quelle più battute, se così si può dire, dai quotidiani nazionali sono ovviamente la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina e il titolo principale di tanti quotidiani nazionali, non dei due principali, Corriere della Sera e Repubblica, che si concentrano invece sulla questione dazi e sulla risposta dell'Unione Europea a Trump dopo quello che è successo nella settimana scorsa con la decisione della Corte Suprema negli Stati Uniti. Si parla, sempre con polemica ovviamente, anche del prossimo referendum per quanto riguarda la giustizia italiana. Allora andiamo sul Corriere della Sera perché già c'è un quadro di quelle che sono le notizie principali. L'apertura è questa: dazi, caos e ricorsi, con l'Europa che dice Trump deve rispettare gli accordi. Intanto c'è stato una persona armata nella villa del tycoon a Mar-a-Lago, è stata uccisa questa persona, era un ventenne. E poi l'Italia bella che ha vinto i giochi, come sempre quando c'è di mezzo lo sport l'Italia si esalta e dà la miglior visione e versione di sé, l'ha fatto anche in queste Olimpiadi con le 30 medaglie, ma soprattutto con uno spettacolo certamente bello da vedere anche per chi era fuori dal nostro territorio nazionale. Infatti il bilancio finale lo fa Aldo Grasso, che dice: se la mediocrità non fa per noi. Ecco, quando si parla di questi avvenimenti certamente l'Italia dà il meglio di sé. E poi le 30 medaglie con la lode, una spedizione, quella nostrana, che è stata certamente positiva per l'Italia, e soprattutto una spedizione, anzi una spedizione che poi è relativa perché appunto giocavamo in casa, ma che ha visto un grande successo da parte delle donne, le atlete italiane che hanno vinto il maggior numero di medaglie e che vengono qui riprese anche in questa pagina interna del Corriere della Sera, con il famoso 30 e lode, con la Lollobrigida, con la Brignone, con Fontana che
è diventata l'atleta italiana e l'atleta in generale che ha vinto più medaglie alle Olimpiadi, per cui questo è un tema significativo di quello che è il valore dell'Italia in tal senso. In generale si chiude il sipario, è stato ieri all'Arena di Verona, sulla grande bellezza di un'Olimpiade felice. Certo, quando si può concludere un avvenimento di questo tipo in uno scenario incredibile come l'Arena di Verona, si dà il senso di quella che è l'Italia, perché veramente le bellezze e la storia messe insieme allo sport, si balla, canta, suona e poi c'era anche bolle, un bello spettacolo a conclusione di una bella Olimpiade organizzata dall'Italia con tanti successi in campo sportivo. Ma vi dicevo, non c'è solo questo sui quotidiani come abbiamo visto, c'è anche l'eterna questione dei dazi, c'è anche la contrapposizione in questo momento fra quello che è la decisione degli Stati Uniti con Trump, che continua a insistere, che pensa ad alcune percentuali ancora da applicare, e la risposta che arriva dall'Unione Europea. E allora siamo sempre sulle pagine interne del Corriere della Sera e questo è il titolo che troviamo: l'Europa che chiede chiarezza sui dazi con una corsa ai rimborsi negli Stati Uniti. L'Unione Europea e la Banca Centrale Europea, la BCE, Washington rispetti gli accordi, circa 1500 le cause con 130 miliardi, pensate, a rischio, per cui questo è un tema ovviamente su cui l'Europa vuole essere protagonista rispetto ad esempio alle varie trattative di pace dove l'Europa è rimasta un po' in secondo piano. A proposito di pace che non c'è, ritorniamo al 24 di febbraio di 4 anni fa, per cui domani di 4 anni fa c'era stata la prima invasione della Russia in Ucraina, l'inizio di una guerra che non ha fine. Missili, droni, truppe, la Russia non si ferma, gli europei da Zelensky, ci sarà anche von der Leyen, segreta la lista dei 13 ospiti con Witkoff, che è l'inviato, lo sapete, degli Stati Uniti, che parla di un summit in marzo, chiaramente. Ricordate che alla fine dell'anno scorso si diceva entro il 2025 si potrebbe arrivare alla pace e invece non è assolutamente così. Le prime pagine, ritorniamo sulle prime pagine perché su Repubblica troviamo ancora il titolo legato all'Europa che va verso lo stop all'intesa sui dazi con gli Stati Uniti, in bilico l'accordo di agosto, condizioni mutate, si legge sul quotidiano La Repubblica, dove possiamo andare, eccoci qua, sul bazooka, nuovo duello Roma-Parigi. Intanto Trump crolla nei sondaggi perché poi le scelte del tycoon chiaramente sono popolari o meno nella sua nazione. Olimpiadi, Trente lode, lo sappiamo, l'Italia pensa al 2040. Questi titoli che troviamo su ciò che è successo per quanto riguarda i dazi, compreso un titolo che vi facciamo vedere, che è quello della Stampa, perché sulla Stampa troviamo l'incubo dell'attentato. Ne abbiamo parlato poco fa con i titoli del Corriere. L'incubo dell'attentato, l'assalto nella notte di sabato, ma il presidente era a Washington, il ragazzo era un artista della Carolina del Nord, a Mar-a-Lago, ventenne, nel resort con un fucile, ed è stato ucciso dai servizi. Questo è l'articolo di apertura, il titolo di apertura della Stampa, che poi adotta un gioco di parole in questo titolo, giochi di prestigio, perché l'Italia, l'abbiamo detto, sì, esatto, perché su questi giochi si può giocare, ecco, diciamo così, e l'Italia ha fatto di sicuro una bellissima figura. A proposito di questo, le aperture di tanti quotidiani sono proprio su quello che abbiamo visto a Milano Cortina, con lo spettacolo finale all'Arena di Verona, con l'Italia in festa. Guardate il Messaggero, che bella apertura con questo Italia Trenta lode, record assoluto di medaglie azzurre ai giochi invernali, a Mattarella e Meloni l'ordine olimpico d'oro per il modello organizzativo. Ci sono tutte le foto
dei medagliati italiani, abbiamo detto con le donne grandi protagoniste, con Meloni che dice orgoglio per il nostro paese e con una opzione che è legata appunto a pensare magari anche alle Olimpiadi estive, chissà che l'Italia un giorno possa tornare ad ospitarle. Tanti titoli, vi dicevo, tanti quotidiani che aprono con con questa notizia della fine delle Olimpiadi, del successo dell'Italia. Ad esempio Libero parla di Italia d'oro, ci sono anche i contenuti politici ovviamente, perché poi come sempre avviene, Michele, c'è chiaramente anche esattamente, c'è chi era contrario e chi è contrario alle manifestazioni di questo tipo, e allora Libero dice questo: Italia d'oro, iettatori muti, i giochi sono stati un successo per tutto il paese, scommessa vinta alla faccia di chi ha tifato contro o ha provato fino a ieri a sabotarli. Ricordiamo i sabotaggi proprio all'inizio delle Olimpiadi, ricorderete la questione delle ferrovie tagliate in due dai sabotaggi. Chiaramente ci sono tante news legate anche alle Olimpiadi, compresa poi la polemica che riguarda anche i costi. Quella non manca mai, perché ovviamente il bilancio va ancora fatto sotto questo punto di vista, e sappiamo che Olimpiadi di questo tipo costano tanto. Ieri ad esempio nella cerimonia di chiusura è stato dato il prezzo dei 2 bracieri olimpici, stiamo parlando di quasi 1 milione di euro. Chiudiamo, e poi Michele ti restituisco la linea, per la situazione legata invece ai referendum, perché questo è un tema politico. In Italia si fa polemica su tutto, anche sulle Olimpiadi come abbiamo visto, ma chiaramente figuriamoci sul referendum. In questo caso i 4 candidati per 4 poltrone. Siamo sul tempo, guardate il titolo: il referendum è la super casta giudiziaria. Ecco perché non vogliono il sorteggio, così l'Associazione Nazionale Magistrati attraverso le correnti occupa il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM. Questo è il tempo. Ma andiamo anche sul Fatto Quotidiano, perché chiaramente le informazioni, le notizie sono diverse. Referendum, duro intervento di Melillo, procuratore nazionale antimafia, riforma dannosa, questo leggiamo sul Fatto Quotidiano, e pressioni contro le inchieste sul potere, per cui questo è l'intervento di Melillo che troviamo sul Fatto Quotidiano. Andiamo a chiudere con La Verità. Anche qui c'è qualcosa che resta in sospeso appunto fra il CSM e il prossimo referendum. Zanon che scuote l'Associazione Nazionale Magistrati, rende le toghe radioattive agli occhi della gente, al CSM si spartivano persino il ristorante. Sempre in tema di polemica, anche in attesa appunto dei referendum di fine marzo. Michele. Grazie Marco, bene, facciamo una pausa e tra poco parleremo dei problemi dei piccoli comuni. In questo caso Castel di Judica dista soltanto 50 km da Catania, ma il sindaco, che sarà il nostro ospite, il sindaco Strano, tra poco ci racconterà gioie e dolori di comuni come questo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentornati, buongiorno Sicilia, primo ospite di oggi il sindaco di Castel di Judica, Ruggero Strano. Benvenuto. Grazie. Sindaco. Buongiorno. Allora, Castel di Judica, lo sapete benissimo, è un piccolo comune ma molto vicino a Catania, in fondo sono 50 km più o meno, ma come tutti i piccoli comuni soffre di una serie di difficoltà, dai servizi alla sanità. Cominciamo con innanzitutto un piccolo flash su Castel di Judica, ci fa ricordare. Guardi, Castel di Judica è formato da 4.000-4.500 persone, tutti cittadini per bene che lavorano tutti i giorni e credono e sostengono che le istituzioni dovrebbero essere vicine, e per istituzioni intendo i servizi appunto di cui parlava lei poc'anzi. Allora, cominciamo innanzitutto ovviamente
il primo che ci viene in mente è quello della sanità pubblica, medici di base. Medici di base, io ormai da anni ho una lotta con l'ASP, non una lotta garbata, certo, una lotta istituzionale, perché alcuni medici di base non vogliono accettare Castelgiudica perché nell'entroterra, colpa anche, io ritengo che si dovrebbe fare anche una rivisitazione dei medici di base, dei loro contratti, e fornirgli anche dei soldi in più nelle zone disagiate, perché un medico di base non accetta Castelgiudica se c'hai magari, che ne so, una città vicina un po' più grossa completa di servizi, quindi diventa difficoltoso far garantire i servizi all'ASP, così come potremmo parlare dell'ambulanza che ce l'abbiamo a Singhiozzo, così come potremmo parlare di tanti altri servizi dell'ASP. Medici, quanti ne mancano, Sindaco? Ne mancano parecchi, manca la pediatria, ne abbiamo una a Singhiozzo che viene una volta alla settimana, mancano già 2 medici di base, 2 medici di famiglia, e stiamo andando alla desertificazione dei medici di famiglia in quel territorio. Questo è certamente un problema molto serio, fa bene a sollevarlo. Anche la Guardia Medica naturalmente ne risente. Anche la Guardia Medica ne risente. Noi abbiamo appunto fatto anche un regolamento affinché l'ASP ci trasmettesse i servizi ai medici, perché notavamo che molti giorni c'era l'assenza dei medici, e quindi abbiamo iniziato a monitorare da vicino la situazione, perché poi vero è che il sindaco deve garantire i servizi, ma le leggi attuali trasformano il sindaco non più in un capopopolo in cui invece non è quello che dovrebbe essere il sindaco. È giusto, un po' di ironia non ci sta male anche in una situazione complessa come questa. Lei diceva dell'ambulanza, il paradosso è che l'ambulanza c'è, ma non c'è il personale. L'ambulanza c'è perché noi abbiamo fatto un regolamento dove verbalizziamo quando l'ambulanza non è in funzione, perché per decreto assessoriale l'ambulanza ci è stata concessa. Allora, hanno utilizzato quel colpo, il coniglio dal cilindro, lasciano l'ambulanza parcata, dici beh, sicuramente penseranno che ci sia il personale, invece poi il personale non c'è, il personale manca. Io incontrerò nei primi di marzo il presidente della commissione sanità, l'onorevole Laccoto, per discutere proprio di questa cosa, perché sto spingendo per un'audizione alla regione affinché venga assicurato, ecco, il servizio di primo soccorso ai cittadini di Castelgiudica. In una situazione che lei ha appena descritto, Sindaco, a Castelgiudica, è inevitabile pensare che, come dire, di conseguenza o di riflesso ci sia anche una perdita di popolazione, per non dire lo spopolamento. Ma lo spopolamento, io asserisco da anni in tutte le riunioni che facciamo con gli enti locali che se hai meno servizi devi pagare meno tasse. Ecco, i paesi dell'entroterra soffrono, hanno meno servizi rispetto a un cittadino catanese che ha tutti i servizi. Allora perché non far pagare meno tasse? E quindi a quel punto il ripopolamento si potrebbe anche trovare per un fattore economico. Ad esempio il ministro Carfagna era ministro per il Sud, diede ai comuni dell'entroterra 180.000 euro in 3 anni per l'apertura di nuove attività. Noi ne abbiamo aperto 9 e quindi tentiamo col coltello tra i denti di far ripopolare Castelgiudica. E che tipo di attività avete rimesso in piedi? Più che altro abbiamo messo in piedi delle attività legate parrucchiere ed estetisti, quindi possibilità subito di attività di che erano impiego. anche, voglio dire, tra virgolette, gente che lavorava in nero e che oggi invece hanno trovato è regolare, quindi è una... però è singolare quello che lei ha appena detto, cioè che devono pagare le stesse tasse che si paga in una città come Catania o come Palermo. Per me è assurdo, meno servizi, meno tasse. Se lo Stato, e quindi quando dico lo Stato intendo tutto l'apparato istituzionale, dall'ASP a quant'altro, se tu mi dai meno servizi inevitabilmente io devo pagare meno tasse, perché se partiamo dal principio che le tasse servono per i servizi, quello è. È una logica, come dire, indiscutibile. Ancora una curiosità, spero che anche lì non ci siano guai, per quanto riguarda i collegamenti, le strade, a che punto siamo a Castelgiudica? Ho anche la fortuna di essere consigliere provinciale, consigliere metropolitano, e finalmente la provincia si sta occupando, dopo anni anche di braccio di ferro con la provincia, si sta occupando delle strade, hanno già iniziato i lavori per migliorare la viabilità. Qua voglio spezzare
spezzare una lancia per tutta la provincia. La città metropolitana ha abbandonato le strade del Calatino, che sono automaticamente diventate interpoderali. Parliamo tante volte di agricoltura, ma se non mettiamo i cittadini che svolgono quell'attività in condizioni di andare nei propri appezzamenti di terreno, voglio dire, andranno tutte a fotovoltaico. Questa è la città metropolitana che se ne deve occupare. È la città metropolitana che se ne occupa un po' sì, un po' no. Se ne occupa a Singhiozzo. A Singhiozzo. A Singhiozzo. Ecco, e lei sta sollecitando questo, diceva poco fa. Come? Io ho già sollecitato, sto iniziando a incontrare degli agricoltori e devo essere sincero, la città metropolitana è molto sensibile. Sarà cura fare una mozione di indirizzo al sindaco Trantino, che è il sindaco metropolitano, affinché ne parliamo spesso di affinché faccia una convenzione con l'ente sviluppo agricolo e cedere quelle strade di cui la città metropolitana non se ne occupa, ma che sono molto importanti per gli agricoltori. L'ultima domanda che le faccio, un quadro, come dire, abbiamo detto, come dire, grigio e chiaro scuro, però ci dica due parole per, come dire, tirarci su Castel di Iudica. Beh, Castel di Iudica noi facciamo una festa bellissima che si chiama Western Park, la facciamo il primo maggio. Park, primo maggio. Primo maggio, il Western Park, dove ci sono cavalli, dove tutti si vestono stile western, e raccogliamo almeno 6.000 cittadini che vengono. Questo è il quarto anno che la lanciamo con una vetrina ormai di caratura nazionale. Bellissimo, primo maggio ci saremo anche noi. Grazie Sindaco, in bocca al lupo per i problemi che lei ha sollevato, ma che naturalmente riguardano anche un po' tutti, immaginiamo, i comuni dell'entroterra, non solo qua, non solo in Sicilia, un po' dappertutto. Però è bene averli sottolineati come ha fatto il Sindaco Strano, che ringraziamo ancora. Adesso facciamo subito diamo un occhio al meteo, vediamo a che punto è oggi. Abbiamo visto prima il cielo azzurro a Catania, però vediamo. Meteo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'avvio della nuova settimana si prospetta all'insegna del bel tempo sul nostro territorio, con solo qualche nube di passaggio, specie sull'alto versante tirrenico. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Ci attende un lunedì caratterizzato da condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con venti a tratti moderati e mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, il clima sarà mite, con anche punte di 18-20 gradi. Poi, dando uno sguardo alla situazione prevista per la giornata di martedì in Sicilia, ancora una volta non mancheranno ovunque ampie schiarite, il tutto in un contesto appunto all'insegna del bel tempo, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi, temperature massime ancora praticamente primaverili, con valori che raggiungeranno i 18-19 gradi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo. Buongiorno Sicilia, vigilia di Sanremo, il Festival 2026, ci saremo anche noi, anzi ci siamo già con Roberta Lunghi in diretta da Sanremo. A te Roberta, dacci le anticipazioni, facci vivere le emozioni. Buongiorno Michele, questo è un paesaggio assolutamente raro, cioè, o perlomeno una condizione rara, quella di ritrovarmi senza nessuno attorno, no? Perché il Sanremo, e tu lo sai meglio di tutti noi, è un luogo in cui si concentra varia umanità, tra tutte le persone che sono gli addetti ai lavori, gli artisti, gli ospiti, ma poi tanta gente che arriva solo per il piacere di guardare, di vedere, di rubare un selfie, una fotografia. Sono davvero momenti di grande confusione proprio lì davanti all'Ariston. Noi abbiamo scelto per questo nostro primo collegamento, per raccontarvi come sarà il nostro modo di raccontarvi Sanremo, abbiamo scelto un luogo assolutamente suggestivo, un cielo terso e azzurro come quello che hai raccontato a Catania, e un luogo che ci permette di guardare dall'alto il porto, la zona del porto di Sanremo, che peraltro sarà anche lì una zona estremamente
viene battuta da tanti momenti di spettacolo, perché al di là della manifestazione si agita tanta musica, tanta voglia di fare spettacolo, tanta voglia di farsi vedere. Le immagini che state in questo momento guardando sono proprio quelle legate al Teatro Ariston. Ciò che sta accadendo, anche il cane insomma in passeggino, ciò che sta accadendo in quella via dove in effetti non è stabilito in quelle ore che passi qualcuno, ma intanto si va da quelle parti, e nell'egida e nelle sottolegida del vediamo un po' chi c'è a Sanremo in qualsiasi ora della giornata, e anche ben 2 giorni prima, ieri sera appena arrivati abbiamo curiosato tra la gente che attende. Te la facciamo vedere. 48 ore alla prima serata del Festival di Sanremo, qualcosa in meno, e la situazione qui davanti al Teatro Ariston è questa. Tante persone ad attendere, e lo vedremo insomma che l'attesa è assolutamente il filo conduttore. Chissà, magari il passaggio di qualche artista, il passaggio del conduttore. Un bimbo prima diceva voglio vedere Carlo Conti, insomma qui basta solo vederli, i VIP di questo festival. Noi ve li faremo vedere, e come se lo faremo da Voci da Sanremo, con Voci da Sanremo. Il mood di questa serata è aspettando Sanremo, anzi forse solo aspettando, perché qui si aspetta. Siamo alle spalle del Teatro Ariston, è la serata di domenica. Chi staranno aspettando tutte queste persone? Buonasera, chi aspetti? Laura Pausini. Perché dentro? Non si sa. Tu chi aspetti? Laura Pausini. Laura Pausini. Tutte la Pausini, quindi secondo me è possibile che dentro ci sia Laura Pausini. Avete già visto un po' di movimento qui? Sì, abbastanza. Chi è che avete potuto vedere? Oggi Masini. Chiello. Ma si sono fermati con voi? Sì. Hanno fatto una foto? Sì, tutto a posto. Ma fino a che ora siete disposti ad aspettare qui alle spalle dell'Ariston? Fino anche domani mattina. Ad aspettare anche dei colleghi di altre televisioni, anche perché qua insomma siamo centinaia, no? Di giornalisti, conduttori, operatori. Tu da dove vieni? Da Cassino, in provincia di Frosinone, ma aspettavo te io veramente. No, ma sono arrivata. Adesso sono più tranquillo. Canto meno bene della Pausini, Ma non serve cantare, tanto a Sanremo cantano tutti, quindi va bene uguale. Qual è la tua televisione? Io sono Radio City e Teleuniverso, facciamo una produzione un po' particolare. Cioè, che cosa? Raccontiamo il festival di notte soprattutto, perché le cose più belle a Sanremo succedono di notte. Cosa avete beccato? Dai, dateci una... No, chi avete beccato finora? Tu te l'immagini Carlo Conti a pesca in mezzo al mare? Io l'ho visto. Qua a Sanremo? Sì, una scena inquietante, raccapricciante veramente. Sì. Vabbè, allora diamoci un appuntamento, ci vediamo domani, me ne racconti un'altra. Assolutamente sì, tutti i giorni pillole solo per la Sicilia Bella. E allora, Sicilia Bad, ve lo dico, è l'appellativo, il mood di tanti che hanno riconosciuto Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, perché come hai detto benissimo tu Michele, noi siamo qui e resteremo qui per tutta la settimana per dare vita a una produzione ricca di appuntamenti e di momenti. Siamo qui e saremo qui tutte le mattine in ambiente decisamente più confusionario, e poi tanti collegamenti con i nostri telegiornali. Insieme a me ci sarà la collega Emanuela Corsi e con noi anche Veronica Barbarino in alcuni collegamenti molto molto carini, molto particolari che stiamo preparando per il pubblico. E poi Voci da Sanremo, le Voci da Sanremo, trasmetteremo in diretta da Casa Sanremo, sarà il nostro studio, da lì racconteremo il festival grazie alla presenza di ospiti e molti contributi che mostrano anche il colore, mostrano la vita che c'è a Sanremo. Ci sarà un momento speciale. Se il Festival di Sanremo di quest'anno, Michele, è dedicato interamente a Pippo Baudo, e vedrete anche delle cose estremamente carine
opere realizzate da Carlo Conti, chieste da Carlo Conti proprio per omaggiare in modo perfetto il grande Baudo. Ovviamente su Antenna Sicilia l'omaggio sarà quotidiano, ovviamente si ricorderà il battesimo di Pippo Baudo del 1976, il battesimo di Antenna Sicilia, e da là in poi il grande amore. Quindi anche noi avremo in pillole, come diceva quel collega, dei riferimenti a Pippo Baudo. Se ho ancora tempo, Michele, vuoi farmi qualche domanda? Altrimenti vi faccio vedere un altro piccolo contributo notturno. Facci vedere, facci vedere. Allora, Michele, Piazza Colombo. Piazza Colombo è il luogo che è diventato ormai il simbolo della grande musica dal vivo, un grande palcoscenico che anche quest'anno è stato allestito, devo dirvi, con particolare attenzione alla sicurezza. Ci sono metal detector praticamente ovunque. Ancora non funziona nulla, ma da questa sera scatterà qualche difficoltà per attraversare anche delle piccole strade di quella zona. Guardate. Il luogo che si è letteralmente trasformato negli anni e che è diventato un grandissimo palcoscenico collaterale per l'appunto alle serate del festival. Le luci sono spente. Tutto è cambiato negli anni perché qui c'è un imponente servizio d'ordine, come ci sarà praticamente su tutto il percorso legato al festival, in particolare il corso principale dove c'è l'Ariston, ma anche questa piazza. Ci sono tantissimi varchi che al momento non sono attivi, ma che da domani verranno attivati e sarà un continuo controllo del metal detector. Dietro lo stand che vedete c'è proprio il palco, grandissimo palco da dove si esibiranno davvero tanti artisti durante le serate del festival. A condurre ci sarà Daniele Battaglia, e a proposito Daniele Battaglia, a chiudere questo elenco fantastico di grandi ospiti della musica che si aprirà martedì sera con Gaia, ci saranno i Pooh per festeggiare i loro 60 anni e noi li porteremo al nostro microfono. E allora, questa è Piazza Colombo, come vi dicevo vi mostreremo anche tanta musica da lì. Volevo chiudere, Michele, ma solo in questo primo collegamento, perché poi ti devo proporre un'intervista con una cara amica che ti mandava 1000 saluti, quindi insomma ci vedremo tra pochissimo, ricordando nella chiusura la nostra grande collaborazione con la prima radio d'Italia, cioè con RTL 102.5. Noi ci sposteremo tra l'altro nella mattinata proprio nel grandissimo track allestito vicino al Casino, il grande track di RTL, e da lì registreremo tante interviste ai protagonisti che poi proporremo all'interno di Voci da Sanremo. Quindi insomma la minestra è ricca di ingredienti, Michele. Non avevo dubbi, ci ritroveremo tra poco grazie alla nostra Roberta Lunghi. Adesso rientriamo in studio. C'è una notizia purtroppo drammatica da Catania, un incidente mortale autonomo di questa mattina lungo l'asse dei servizi della tangenziale. Il conducente di un'auto che viaggiava in direzione di Catania ha avuto un malore, si è schiantato contro il guardrail e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ma adesso tiriamoci un po' su e guardiamo, diamo il benvenuto anzi alle nostre ospiti, che sono Monica Luca, buongiorno, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Confindustria di Catania, quindi Confindustria, e Mariangela Camarda, ambassador Donne 4.0 e direttore di Coseap, che se non ho capito male è l'azienda per l'autonomia industriale, giusto più o meno? Per l'automazione. Allora, che cosa le nostre ospiti ci vogliono presentare? Girls Like STEM, le ragazze amano STEM. Che cos'è STEM? È un acronimo inglese che vuol dire scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E l'appuntamento è per domani. Esattamente sì,
per domani a Palazzo della Cultura a partire dalle ore 9. Questo evento nasce proprio dalla volontà, ancora una volta, del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania di divulgare, motivare, orientare, fornire modelli di eccellenza per tutte quelle giovani che si affacciano al mondo della formazione post-scolastica, quindi dopo il liceo, dopo la scuola dell'obbligo, e che debbono fare quindi una loro scelta su quello che sarà il loro futuro professionale. Aprire le porte verso il mondo STEM, di cui appunto ha ben declinato l'acronimo poc'anzi, significa dare loro la possibilità, pur provenendo da studi di taglio umanistico, avere la possibilità di conoscere attraverso modelli di eccellenza le opportunità che questo mondo può offrire. Ma questo è molto importante, hai appena detto, anche se uno è laureato in lettere, anche se uno ha fatto studi storici, può, per dire... Ancor più, dottore Cucuzza, anche se diplomato in ambito umanistico, quindi classico, linguistico e via andare, perché c'è un po' un preconcetto in merito a questi diplomi, ovvero sia quelli che si debba scegliere in maniera congrua un percorso orientato magari verso un proseguimento che può essere lettere, giurisprudenza o via andare, mentre quello che noi vogliamo sollecitare con questi esempi di eccellenza è proprio quello di guardare invece come una grande potenzialità, perché gli studi umanistici conferiscono una grande capacità di modello critico, di modello anche di di attenzione scientifica, che diventa la base assolutamente congrua anche per proseguire con studi relativi alle STEM. Ciò che conta è avere acquisito uno spirito critico. Assolutamente sì. Dottoressa Camarda, c'è una collaborazione, anzi un patrocinio del Comune di Catania e della ricerca e formazione del centro del CNR, e questo è importante. Significa molto, vero? Significa molto perché la presenza delle donne in ambito di ricerca, di innovazione è molto forte e apporta dei risultati notevoli in quelli che sono poi gli sviluppi di tutte le attività appunto di ricerca. Abbiamo dato l'appuntamento per domani alle 9 al Palazzo delle Culture di Catania, prima sessione formarsi per competere. Ce ne vuole parlare lei? Sì. Poi dopo parleremo delle altre due. Assolutamente. Sì, formarsi per competere è fondamentale ovviamente, perché se vogliamo vogliamo trovare il lavoro dei nostri sogni, in realtà ci dobbiamo formare e diventare bravi in quello che desideriamo fare. Esatto. Più siamo bravi, più siamo competenti, più ci possiamo giocare nel mondo del lavoro. E questo è, l'evento di domani è particolarmente rivolto alle ragazze, solo perché spesso c'è l'idea che l'accesso al mondo della tecnologia e della scienza sia più di carattere maschile, e quindi l'attività che vogliamo fare domani è anche promuovere questo tipo di aspetti. Un pregiudizio. Muovere le loro passioni, ecco, Giusto. Orientamento e logica come chiave per la STEM, che significa scienza, tecnologia, engineering, esatto, e mathematics. Questo punto ci teniamo molto, perché vogliamo, attraverso anche le nostre relatrici ospiti, portare, come le dicevo poc'anzi, modelli di eccellenza. Parleremo anche con le imprese, perché le imprese sono coloro i quali identificano le posizioni aperte all'interno del nostro sistema industriale, che sono proprio di taglio STEM, come diceva poc'anzi la dottoressa Camarda. I role models diventano dunque degli esempi di eccellenza. Ecco, role models vuol dire? Vuol dire proprio modelli da seguire, modelli che vengono presi come esempio. Queste 10, anzi in realtà sono un po' più di 10, perché chiuderemo alla grande, magari ne parlerà la mia collega, vogliono essere questi 10 modelli per le ragazze, e ognuno di loro è testimonianza, perché peraltro attraverso un video che abbiamo realizzato ognuno di loro racconta la sua storia. Ognuna di loro viene anche da un taglio formativo di studi umanistico e racconterà come invece si è approcciato alla tecnologia, alla scienza, all'ingegneristica e alla matematica, e oggi ricopre delle posizioni apicali all'interno di sistemi industriali o di ricerca. Parliamo della chiusura della mattinata
Sì, in chiusura avremo un ospite d'eccellenza di rilievo internazionale, la professoressa Amalia Ercoli Finzi, che è una professoressa emerita del Politecnico di Milano, è ingegnere aeronautico nel 1962. Aerospaziale. Poi convertita all'aerospazio. Caspita! Sì, sì, e ci verrà a raccontare un po', a parte raccontarci la sua storia, ma in realtà la sua presenza è fondamentale perché è una motivazione, deve essere una motivazione per le ragazze, darà un impatto notevole certo. alla presenza della donna nell'ambito della tecnologia, ovviamente declinata sotto tantissimi aspetti. Quindi un'iniziativa che batte anche tutti i pregiudizi o almeno molti dei pregiudizi nei confronti. Perdoni, ringraziamo anche il Comune di Catania e l'assessore Lombardo che saranno presenti per dare l'avvio ai lavori e la chiusura dei lavori, ed è molto importante questo perché la vicinanza del nostro comune, il sostegno delle nostre rappresentanze, esatto, è molto importante per noi, è molto importante. Complimenti, allora in bocca al lupo per domani dalle 9 al Palazzo della Cultura di Catania, come via Vittorio Emanuele, oltre 100 studentesse a questa iniziativa Girls Like STEM che è promossa dalla Confindustria di Catania. Grazie a Monica Luca, grazie a Mariangela Camarda. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di eresia, è il titolo di un libro, non vi preoccupate, non è una roba complicata. A dopo, buongiorno Sicilia. Guardate questa copertina quanto è divertente, ci sono le pillole davvero, il titolo è Pillole di eresia, eccolo qua, contribuiscono alla digestione della banalità politicamente corretta e di ben altro ancora. È con noi l'autore Corrado Fatuzzo, quindi è il politicamente corretto il bersaglio di queste pillole? Non è solo il politicamente corretto, in realtà questo libro è nato da una sorta di intuizione. L'Esprit des lois di Montesquieu, un libro si scrive non per farlo leggere ma per fare riflettere. Lo scopo di questo libro è questo. Perché pillole di eresia? Io provengo da una generazione molto condizionata dalla nausea sartriana. Siamo stati tutti quanti nella mia generazione, ma lo si è tuttora, nauseati un po' da questa banalità del mondo, da questo overdose di fatti, di problemi che poi alla fine non portano da nessuna parte. E allora ho pensato, ma questa nausea sartriana, ma come si può combattere? E allora, questa è l'eresia? Anche, perché per combatterla mi sono servito del metodo socratico. Cioè, Sartre parla di flusso di coscienza delle idee che devono affluire e questi sono gli aforismi. Cultura ai livelli più alti. Vabbè, facciamo un esempio, il primo che viene in ordine, sulla questione. Qui attenzione perché tocchiamo temi molto delicati sulla questione della guerra, diciamo, in Medio Oriente e Gaza. Ma la guerra in Medio Oriente e Gaza è una guerra eterna perché la Palestina e Israele, i Filistim, come si chiamavano i palestinesi, dai quali proveniva Golia che combatté con Gaza, fa parte della storia dell'umanità. Nel mondo ci sono delle faglie, delle craine, come dicono gli slavi, dove ci sono sempre dei moti tettonici geopolitici infiniti. Una è l'Ucraina, un'altra è la Palestina e un'altra è l'Afghanistan. Addirittura l'Afghanistan veniva definito la tomba degli imperi. Quindi nulla di nuovo, si ripropongono periodicamente questi conflitti, la differenza sta nel fatto che mentre prima, quando ancora c'era la politica di Arafat, c'erano i socialismi arabi e si combatteva in punto di laicità, adesso queste guerre si combattono in punto di religiosità, perché si è detto con la cosiddetta revanche islamica, visto che la politica non ha portato a nulla, tentiamo con la religione e questo ha complicato le cose. Lì poi il discorso si amplia, non è, ecco, ma l'esempio dell'eresia quale può essere in questo caso? L'eresia è quella di cercare di comprendere il motivo, relativizzare, non andare semplicemente alle cause superficiali, a quelle analisi che servono poi a far assumere delle posizioni da stadio. Una speranza c'è? Temo di no. Oh, mamma mia! Temo di no perché sono problemi atavici, dovrebbe mutare radicalmente l'uomo, ecco.
Speriamo che questo cambiamento possa avvenire, come dire, Speriamolo, in un certo. arco che non ci veda troppo lontani. Poi a un certo punto c'è un capitolo che si intitola Compendio di balistica. Ma questo mi preoccupa. No, La ma questo non balistica- è un mio libro, cioè non rientra con le pillole di eresia, è un mio precedente libro tecnico. Ma lei si occupa anche di traiettorie dei proiettili? Allora, questo è il mio 14° libro, ce ne sono almeno 3 che trattano di problemi tecnici. Anche perché io per anni sono stato al gabinetto di polizia scientifica, mi occupavo di balistica, quindi questa fa parte. Ecco, io sono spiegato. sempre un ex poliziotto, quindi, ma non è un capitolo del libro, è un manuale che io feci circa 10 anni fa. Ecco, compresa anche quindi la geopolitica nei pensieri perversi, ma che titoli come dire, impegnativi, Geopolitica nei pensieri perversi. Perché? Perché perversi? Perché perversi? Oggi noi sia l'eresia che la perversione li consideriamo in termini negativi, ma il pervertere era un atteggiamento mentale tipico della filosofia romana che mirava, della filosofia antica, che cercava di modificare gli assetti apparenti per andare a capire cosa ci fosse veramente dietro. La geopolitica, perché allora devo confessare una cosa, quel titolo l'ho scopiazzato, Geopolitica delle emozioni di Dominique Moissy, e lo schema del libro fu diciamo che sei ispirato. Sì, mi sono ispirato, ma lo schema del libro, l'impianto è quello di narrare un po' la mia vita in modo speculare relativamente agli eventi che io ho vissuto. L'ultima domanda le devo fare, che purtroppo abbiamo i minuti contati. Le chiedo questo: lei è pessimista sulla questione mediorientale, ma per quanto riguarda il futuro con da una parte i dazi, Trump, dall'altra l'Europa che viene ogni tanto irrisa e che però non riesce a riorganizzarsi, cioè, lei come la vede? Allora, il sistema di Yalta è saltato, si deve ricreare l'ordine mondiale, un nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale passa per l'economia, con la differenza che Yalta derivava da una guerra, il nuovo ordine mondiale deriva da una globalizzazione che purtroppo non ha dato i risultati sperati quando si pensò di superare gli accordi economici di Bretton Woods. Beh, ci fermiamo qui provvisoriamente, la curiosità sarebbe infinita, potremmo parlare delle ore. Vi ricordo però il titolo così suggestivo di questo libro, Pillole di eresia. L'editore è Algra Editore e l'autore è Corrado Fatuzzo, con il quale ci complimentiamo e che ringraziamo, scusandoci per esempio un po' costipati, un po' stretti, perché abbiamo da tornare a Sanremo. Oggi è la vigilia del Festival 2026 e Roberta Lunghi è con noi. A te, Roberta. Grazie ancora Michele. Oggi è la vigilia e ci saranno le prove generali all'Ariston, prove generali che seguiremo e ovviamente vi riferiremo quelle che saranno le impressioni ricavate dalla visione, dall'ascolto delle canzoni. Ma che quest'anno sia un anno di belle canzoni ce lo ha anticipato proprio ieri sera in quella frenetica serata di domenica, come vi abbiamo raccontato prima, in cui tutti aspettavano qualcuno. Ce l'ha raccontato Federica Gentile, voce storica, al momento insomma anchor woman assoluta di Radio 1, ma non soltanto, anche conduttrice televisiva. Avrà un ruolo importante proprio nell'appuntamento sanremese con Radio 1 e lei ci ha anticipato, sono canzoni tutte belle con una punta di ricordo stupendo di Pippo Baudo. Ve lo facciamo sentire. Riduttivo, però Federica Gentile, insomma, è il destino di chi ha fatto la radio per tanti anni. Molto spesso si diventa soltanto voci, invece tu sei davvero ormai a 360 gradi, anche in questo Festival 2026. Che cosa ci dobbiamo aspettare, Federica? Ma un gran festival, secondo me, pieno di sorprese, perché secondo me gli annunci non sono finiti, le sorprese sono dietro l'angolo, quindi io credo che sia un festival bello, un festival nel segno di Pippo, lo sappiamo, quindi se
quel tipo di festival è assolutamente una garanzia, e tante belle canzoni, vi stupiranno. Allora, questa cosa di Pippo Baudo ci gratifica molto. Antenna Sicilia è stata proprio, insomma, battezzata da Pippo nel 1976. Abbiamo capito che in fondo la memoria ha un valore. Esatto, è verissimo, la memoria ha un valore, questa è casa di Pippo Baudo, io ho trascorso alcuni degli anni più belli con lui qui, e pensare che veramente lui sia ovunque in tutto ciò che si fa, nel modo in cui si fanno le cose, è la grandissima eredità che ha lasciato. E quanti artisti, quanti grandi talenti li dobbiamo proprio a Pippo, quindi sono contenta se questo sarà un po' anche il suo festival. Sarà il festival della Rai, anche di Radio Rai? Certo, assolutamente sì, c'è Radio 2 là dietro, insomma la Rai è ovunque, quindi siamo molto contenti. Anche playlist sabato lo faremo in diretta dal Suzuki Stage da Piazza Colombo alle 16 con Nina Zilli, insieme ovviamente a me, a Gabriele Vagnato, e quindi sarà una bella esperienza. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie e buon festival. Racconteremo dunque tutto ciò che vedremo, vi porteremo con noi nelle strade di Sanremo e vi racconteremo anche la Sicilia a Sanremo. Cantanti in gara c'è Levante, lo ricordiamo, nata a Caltagirone, e poi tra gli ospiti dei duetti l'attesissima performance di Tony Pitoni. Michele, lui è certamente il personaggio più richiesto e più cercato a Sanremo, si assiepano i fan davanti ai ristoranti, al luogo dove dorme, non c'è niente da fare, è diventato veramente una calamita, no, per il pubblico. E poi ci sarà una bella performance di Mario Biondi, insomma grande momento anche per la paternese Delia Buglisi, ricordiamo stella di X Factor, che affiancherà un'altra voce strepitosa nei duetti, quella di Serena Brancale. Noi fra poco ci sposteremo, Michele, e andremo proprio a visitare il grandissimo track mobile di RTL, dove ci attendono degli ospiti proprio dito nella piaga, l'artista sicuramente particolare, che non le manda a dire a nessuno, con una canzone irriverente ma estremamente sincera, e proprio lei si esibirà con Tony Pitoni nella serata dei duetti. Vi racconteremo anche questo nei nostri prossimi collegamenti, intanto con i telegiornali, e poi non perdetelo alle 14, anzi no, oggi è lunedì, quindi alle 15 fino alle 15:30, Voci da Sanremo in diretta da Casa Sanremo. Grazie Roberta. Se Roberta hai Lunghi. qualcosa da chiedermi prima dei saluti. Vai Roberta. Sì, no, non sentivo più il ritorno. Quindi dicevamo questa sera le prove generali, e poi vi lancio semplicemente quello che sarà l'appuntamento di domani. Domani sarà una serata, prepariamoci, lunghissima, 30 canzoni, quindi 30 big in gara, verranno ascoltati tutti d'un fiato. Ci sarà la possibilità tra l'altro di gustare tanti momenti di spettacolo, attesissima la presenza tra i big degli ospiti, big Eros Ramazzotti, e nel palco del Suzuki Station Gaia, che racconterà ai più giovani, insomma, le sue evoluzioni musicali. Detto questo, i saluti adesso possono arrivare, dalla regia mi dicono che ok, e ci vediamo più tardi da Casa Sanremo. Grazie Roberta Lunghi in diretta da Sanremo. Ci troveremo nel corso del telegiornale e poi nel primo pomeriggio alle 15, come avete sentito, Voci da Sanremo. Ma adesso è il momento dell'oroscopo. Marco Amato, dove sei? Senti, non ti chiedo che Qua, Michele, buongiorno. Buongiorno, benvenuto, buon inizio di settimana. Tutta la tiritera te l'ho fatta. Chi vince Sanremo? Voglio sapere. Allora, bene, sic et simpliciter. Ecco, vedete, è uno dei Sanremi che si gioca in pesce, non in acquario come tradizionalmente, per cui cambiano un po' i parametri di valutazione, visto che 2 anni, che almeno 2 sul podio li indovino, vediamo se ci riesco anche quest'anno. Dunque, super favoriti sono il segno zodiacale dell'Ariete e quello dei Gemelli. Quindi cosa succede? Io darei nella rosa dei possibili vincitori Arisa, che appunto è una cuspide con l'Ariete,
Francesco Renga, gemelli, Claudia Levante, una cuspide toro gemelli, quindi forza Claudia. E poi Ermal Meta, ma anche da non sottovalutare la grande Big Patti Bravo, un Ariete Doc che fa comunque storia. Sarà un Sanremo un po' sul tradizionale andante, proprio perché Saturno e Nettuno sono congiunti in Ariete, quindi sarà un Sanremo molto rispettoso di antica tradizione. In bocca al lupo a tutti e spero che questa serata sia di 30 canzoni, di 30 fantastici sogni che illumineranno la nostra notte. In ogni caso Ariete, Leone e Sagittario sono super favoriti, mentre invece Gemelli, Bilancia, Acquario vanno benissimo proprio per simpatia, per comunicazione. Cancro, Scorpione e Pesci, Acqua, se la giocano un pochino più sui sentimenti. Venere in Pesci, quindi super fortunati anche loro. Terra, Toro, Vergine e Capricorno oggi stanno a guardare con un po' di senso critico e di valutazione. E detto questo, auguro a tutti uno splendido inizio settimana, buon Sanremo e buongiorno Sicilia. Ciao Michele. Ciao Marco, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori che magari si sono messi in contatto con noi solo adesso in tempo per le ultime dalla stampa con Marco Carli. Andiamo Michele sull'Ansa Nazionale perché parla dei disordini che sono esplosi in Messico. La notizia è di ieri nella tarda serata, ma chiaramente tutti i disordini sono continuati, tarda serata per noi chiaramente, sono continuati nella giornata messicana di ieri. Andiamo sull'Ansa Nazionale appunto, e questo è il titolo: il Messico nel caos dopo l'uccisione del boss El Mencho, almeno 26 i morti negli scontri, guerriglia urbana con i militari, molte compagnie aeree hanno sospeso i voli, per cui i collegamenti fra l'Italia e il Messico. La Farnesina raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali, evitando spostamenti non essenziali. Perché è successo tutto questo? Lo troviamo nella parte interna del pezzo. 26 decessi per l'uccisione di El Mencho, che è capo di un cartello importante messicano, è leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico e ha chiuso la sua carriera criminale proprio sotto i colpi dell'esercito messicano. È arrivato anche il plauso degli Stati Uniti per tutto quello che è successo nei confronti del Mencho, ma che ha portato ai disordini. Sono morti tanti 15 membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura, una guardia carceraria e addirittura anche una donna al 3° mese di gravidanza e 17 agenti delle forze dell'ordine. Lasciamo i siti e ritorniamo invece per un attimo ai quotidiani per riportarvi a parlare dello sport, perché oltre al fatto delle Olimpiadi finite, ieri è stata una giornata importante, ieri nel weekend è stata una giornata importante di campionato perché hanno perso quasi tutte le big, tranne l'Inter. Il frutto di tutto questo è quello che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, con l'ira del Milan, perché l'Inter ora si ritrova più 10 in fuga netta per lo scudetto, con i milanisti che perdono in casa contro il Parma e attaccano l'arbitro, contestato il gol di Tiallo del Parma sul finale, era stato prima annullato e poi convalidato dopo la revisione al VAR. Ira dunque del Milan, c'è anche l'ira del Napoli per quello che è successo a Bergamo, dove è stato concesso un rigore e poi tolto. Sta di fatto che l'Inter appunto che ha vinto a Lecce è a più 10 e in questo momento si avvicina sempre di più allo scudetto. Michele. Grazie Marco, grazie a tutti voi per averci seguito, ci fermiamo qui, vi auguriamo ancora una volta buongiorno Sicilia, vi diamo appuntamento alla TG Sicilia alle 13:30, voci da Sanremo alle 15 e naturalmente Sanremo e tutte le altre notizie siciliane nel corso del nostro TG. E buongiorno Sicilia tornerà domani con altri colleghi. Buona giornata!